In coda per sottoporsi a tampone tutti, anche i bambini più piccoli, con una risposta corale dei cittadini di Vo, il primo cluster italiano, esempio di alto senso civico e responsabilità. È partito da lì, dallo studio della Regione Veneto, coordinato dall'Università di Padova e da Andrea Crisanti, il progetto di ricerca che adesso fa un ulteriore passo in avanti. Dei 280.000 euro raccolti dal BO destinati alla ricerca sul Covid-19, il primo servirà all'analisi dei dati di sequenziamento del genoma virale della popolazione che si è sottoposta volontariamente al campionamento per valutare la risposta degli anticorpi. Il BOS impegnerà anche su altri fronti: una seconda ricerca clinica per valutare le lesioni d'organo nei pazienti SARS-CoV-2 morti positivi al virus; il terzo, una ricerca sull'impatto del virus sulle imprese e sulle stime degli interventi governativi in Europa; infine una ricerca psicologico-sociale sui benefici delle tecnologie comunicative.